decina di anni fa circa, su un incarico della mia città, Reggio Emilia, per la prima edizione del Festival della Fotografia. Consisteva nella lettura data da alcuni fotografi reggiani della memoria della propria città. E visto che la cosa mi era piaciuta ed me la sentivo amando la mia città e ho esplorato appunto la memoria, i ricordi della propria città, a quel punto ho capito che non poteva rimanere solo memoria della mia città. Mi sono sentito dentro di me il bisogno comunque di esplorare la memoria più ampia. Secondo me erano oggetti, luoghi, viaggi, anche gli oggetti di uso comune, comunque che mi suscitavano ricordi della mia infanzia, del mio passato, della mia vita, e penso questo è un po' nella memoria collettiva di chiunque. Spero che uno, guardando le fotografie, abbia lo stesso effetto, un po' sognatore, un po' malinconico. La memoria in fondo è un po' una malinconia, anche, ripeto, oggetti comuni che suscitano in noi momenti, stati d'animo che fino a quel momento chiusi in un cassetto e per qualche arcano motivo di colpo saltano fuori e ci fanno ricordare momenti della nostra vita, del nostro passato. Tutto il lavoro è stato stampato da me personalmente, perché ho la fortuna comunque di poter avere un laboratorio interno al mio studio, di poter stampare tutte le fotografie. L'inizio del lavoro era in Polaroid perché secondo me era lo strumento ideale, perché dopo lo scatto si confronta subito il reale momento in cui uno ha avuto questa sensazione, questo momento, e lo vedi subito, la sensazione percepita, lo vedi subito sulla carta. Purtroppo la Polaroid ha avuto varie vicissitudini, fallite, eccetera, e a quel punto sono dovuto passare al digitale, un po', tra virgolette, simultato un po' l'effetto Polaroid, per una formalità di lavoro. Penso che comunque negli anni, voglio dire, l'evoluzione digitale non ha certo indifferente, si ottiene dei risultati veramente ottimi, importanti. Io penso che sia importante ottenere quello che uno vuole dire, quello che uno vuole dire con la propria foto, e soprattutto esprimere quello che uno sente con il risultato che sia dato al Polaroid digitale. Va bene lo stesso, insomma. Anche se un piccolo rammarico, perché comunque vengo dal mondo Polaroid, ho avuto la fortuna di lavorare con Polaroid per il Louvre, per diversi musei, eccetera, e sono un po' legato a questo mondo. Ringrazio innanzitutto Spielberg Fotografia, Walter Liva e tutti gli organizzatori. Per me è un po' un ritorno a casa dopo quasi 20 anni, più o meno, perché sì, più o meno una ventina d'anni ho avuto la fortuna di esporre qua all'inizio tra virgolette, della mia carriera, per giovani sconosciuti, organizzata da Italo Zanier, e da lì, insomma, il mio percorso, diciamo, è stato un ottimo stimolo per continuare a ricercare, creare, e in questi anni, insomma, tutte le cose che ho fatto, diciamo che è un po' un ritorno a casa.